música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Una storia fortemente esemplificativa di questo desiderio di rappresentazione attraverso la televisione, che non voglio considerare riprovevole, ma è senz'altro importante a definire lo spirito dell'epoca che stiamo vivendo. Mi chiamo Massimiliano Cordeddu e combatto per diventare il primo annunciatore della storia della televisione. Tutti mi chiamano signorino Buonasera perché praticamente questo ruolo di solito era assegnato alle signorine Buonasera, che sono più rinomate rispetto al signorino Buonasera. Da oggi per la televisione italiana finisce il periodo di trasmissioni sperimentali. Questa è una storia interessante, quella di Massimiliano Cordeddu, Max Cordeddu, che è un giovane ragazzo sardo che è diventato un personaggio perché vuole fare l'annunciatrice in televisione. Sono uomo e dice voglio fare l'annunciatrice. Voi direte ma vai a fare in televisione qualcos'altro? No, lui vuole fare l'annunciatrice. Annunciatrice uomo, nel senso non è che vuole cambiare sesso. Si è trovato davanti un muro perché dice no, le annunciatrici sono donne, annunciatrici uomini non ci sono. In un paese in cui sembra che ormai sia caduta la barriera della discriminazione sessuale nelle richieste di professione, ci siamo accorti che in realtà per annunciare programmi in televisione, avete visto qualcosa di lontano e simbolico, occorre essere donne. Quindi Massimiliano Cordeddu ha cominciato una sua battaglia legale. Sì, perché è una persona che ha studiato, ha ottimi curriculum, laureato all'Alma Mater Studiorum, forse la più antica università italiana, e quindi in realtà ha un curriculum di studi che non viene richiesto nemmeno a un direttore di telegiornale, però non può fare l'annunciatrice. Un'altra parte della mia storia, la mia chiamata in seminario, ovvero di solito i figli vengono mandati in collegio. No, io decisi di andare in seminario e ci rimasi 3 anni. Diciamo che la mia coscienza non trasentiva di far pesare economicamente la retta del seminario, decisi di andare via e di continuare gli studi a Senorbì, un paesino vicino al mio paese. Quindi oltre all'università, importanti studi, quindi formato anche da un punto di vista etico e morale, è stato un seminarista, una famiglia modesta, ha dovuto lavorare sin da ragazzo, quindi veramente una storia esemplare. Ha lavorato in una televisione privata, è stato licenziato, dice io so far bene questo lavoro, annuncio bene i programmi, perché non posso farlo? È iniziata una battaglia legale formidabile, i ministeri lo temono, quando lo vedono davanti al loro portone chiamano la forza pubblica, perché lui ha scoperto che esiste una legge, l'articolo 11 della legge 223 del 90, che dice che la TV pubblica quando bandisce selezioni di personale deve specificare che sono aperte a entrambi i sessi e quindi lui deve fare l'annunciatrice. Vengo licenziato dalla TV dove lavoravo e decido di cambiare completamente la mia vita. Mi taglio i capelli a zero come un San Francesco, come un combattente zen, un ninja, mi metto una maschera che è quella del signorino Buonasera, perché per entrare a far parte di gruppi televisivi come Rai, come Mediaset, come Sky, purtroppo molte volte la professionalità, la preparazione non basta. Quindi Max Cordeddu decide di affrontare il molle, limaccioso potere che sembra avere delle impossibilità oggettive per un comune cittadino di entrare nelle sue maglie, e lo fa con costanza, lancia comunicati stampa, si dà da fare, insomma sta portando avanti una battaglia per diventare cosa? Per diventare annunciatore della televisione. Quindi vedete quanto è importante dal sogno del trasgressivo uomo politico fino a quello del bravo ragazzo di paese entrare nel grande mondo della visione. Era stato fatto un film nel 1965 che parla della mia storia, nel senso che nel 65 era un posto da lettore e là si vede già il discrimine, cioè erano solamente uomini, tra l'altro tutti raccomandati come si vede nel film, e l'unico non raccomandato era proprio Alberto Sordi. Ecco, la mia storia è identica, questa mia battaglia, questo mio sogno è anche un sogno che è dedicato a tutti quelli che si sono laureati, che non sono figli di nessuno, che vogliono partecipare
partecipare però democraticamente alla vita del paese, specialmente alle donne. Quindi io mi auguro che tanti, dopo aver visto la mia vittoria, perché io vincerò, perché è una questione di principio, è una questione di giustizia, è una battaglia giusta. A cosa fa allusione Massimiliano Cordeddu? Fa allusione a uno dei luoghi simbolici della rappresentazione del nostro paese che giudico più efficaci, che è il film Guglielmo il Dentone, anzi un episodio del film I Complessi, un film del 65, diretto da Luigi Filippo D'Amico, Dino Risi e Franco Rossi, dove c'era Alberto Sordi che rappresentava Guglielmo Bertone, un giovane brillante, bravissimo, con dei denti schifosi, con un palese difetto fisico, una difformità, che si presenta a Via Tolada perché vuol fare anche lui lo speaker della RAI. È bravissimo, come Cordeddu, ha un curriculum eccezionale, sgomina tutti, ma la televisione non può accettare una persona che ha quegli schifosi. Questa mattina nella sala dei congressi dell'EUR si è aperto il convegno sui problemi della zootecnia. Vi partecipano 17 nazioni, tra le quali la Polonia e la Cecoslovacchia. Adesso che facciamo? Intanto speriamo che caschi con gli scioglilingua, poi vedremo. Prego. Vabbè. Andiamo avanti con gli scioglilingua. Va bene, subito. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle, figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla a mangiare la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio da pollo. 33 centini andarono a Trento, Duzze e 30. Radio 24. La passione si sente. Melog 2.0